Il Veneto scende in campo per le europee. Presentati a Padova i 5 candidati del PD per la circoscrizione nord-est. Capolista Luigi Berlinguer, che all'età di 77 anni scende nuovamente in campo. Dopo aver presentato la squadra, l'ex ministro attacca il centrodestra. Vogliono creare un arroccamento che sarebbe la negazione del Veneto. Il simbolo del Veneto è la Serenissima. Non solo proteste, ma anche proposte e obiettivi concreti. Per l'ex democristiano Gabriele Frigato, il traguardo finale, più che convincere l'elettorato cattolico, deve essere quello di creare una società coesa, solidale e che pone al centro i valori della persona. L'outsider Saba Aloisio, il sindaco di Legnago Silvio Gandini e Franco Frigo, ex presidente della provincia di Padova, puntano l'attenzione su integrazione, pari opportunità e istruzione. Ambiente e lavoro, invece, sono i temi su cui è incentrato il programma della candidata Laura Puppato. Nonostante il momento poco brillante a livello nazionale, i candidati veneti credono in un buon risultato e in un'Europa dove l'esperienza del Nord-Est conti davvero.